tragicamente finito. Eppure il piano era stato studiato nei minimi particolari. Conobbi Ellen Brown durante una mia breve vacanza. Me ne innamorai perdutamente. Ci sposammo e fummo felici. Attenta! Mi ami, eh? Poi a Londra tutto cambiò. Cicciolino piccolo piccolo. Ah, Ellen, come fai ad ascoltare sempre questa canzone banale? Perché mi piace. Hai vinto tu. Tesoro, ti prego, lavami la schiena. Esco dalla tua vita così come vuoi tu. Finita è la partita, non giocherò mai più. Dimmi la verità. Vorrei tanto sapere perché Liz è sempre fra i piedi. Per favore, John. Ti ho mai chiesto spiegazioni della tua segretaria? E non fare quella faccia, non me ne importa proprio niente. Vuoi divorziare, Ellen? Come sei borghese. Anche se mio padre venisse a sapere qualcosa non ti potrebbe fare nulla. Lo dici tu, è il presidente dell'azienda. Sì, ma io possiedo il 90% delle azioni. Credevo tu lo sapessi. Mr. Brown praticamente è un mio dipendente. Mia madre, morendo, lasciò tutto a me. Ci sarà rimasto piuttosto male. Certo, ma tu sta tranquilla. Vedi, io ho pensato al tuo avvenire. Ti ho nominato mio unico erede. Non avrai problemi. Beh, allora, al nostro avvenire. Dove pensi di andare? A Liverpool, per ora. E poi, forse in Scozia.
E quando conti di tornare? Non ne ho la minima idea. Ma ti scriverò. Mi potresti raggiungere? Mi piacerebbe, ma non posso, a causa del teatro. Hai proprio deciso allora? Sì, ho bisogno per un po' di restare sola. Sei certa di non fare uno sbaglio? Sì, certissima. Ne ho parlato a lungo anche con Liz, è l'unica soluzione. È la cosa migliore. Non capisco come fai a sopportarlo. Sempre tra i piedi a spiare tutto quello che fai. Tanto è finita. Allora, parte? Sì, non riesco a capirla. Eravamo veramente innamorati. Sono stati 2 anni meravigliosi. È tutto inutile. È come sua madre, ricca, dura, egoista. Dovevo starle più vicino. No, perché penso che non sarebbe cambiato niente. Con sua madre è stata la stessa cosa. Non potrò mai rinunciare a lei. Helen, sei pronta? Sì, scendo subito. Zucchi! Zucchi! Parti a quest'ora. Fra poco è buio. Non mi dà noia. Vuoi che ti prenoti un albergo da qualche parte? No, ci ha già pensato Liz. Viaggi così, da sola? Sì, perché? John sarebbe più tranquillo se non andassi da sola. Non credo di aver bisogno di consigli, papà. Prego. John, ti dispiace? No, certo. Grazie.
uscire di strada, per un probabile malore del pilota, la macchina si è fracassata, provocando l'esplosione del serbatoio della benzina, che incendiandosi ha tolto ogni via di scampo. Sono il padre e il marito. Malgrado che il cadavere sia irriconoscibile, si può affermare con sicurezza che si tratta di quello di Helen Alexander. Un passaporto. GX-18 calling. Calling Control Per Tower, favore. London Airport. GX-18 calling. Calling Control Tower, London Airport. Grazie. No, no, grazie. Tra pochi minuti atterreremo all'aeroporto di Londra. John, dovresti andare via per qualche giorno. Ti farà bene. Sì, forse hai ragione. Non resisterei a Londra. Sì, certo, d'accordo. Salve. Gordon. Te lo ricordi? Sì, è John Alexander. Poco dopo la morte della moglie se la spassa a Saint-Tropez. Va bene, e questo cosa vuol dire? Beh, vedi, c'è qualcosa in questo affare che non mi piace. Sono felice che lei sia tornato. Grazie. Scusi, ma Mr. Brown l'aspetta. Caro John. È un piacere rivederti. Cominciavo a temere che non saresti tornato. Se hai avuto un dubbio simile, vuol dire che non mi conosci. A volte si vive vicini per anni senza conoscersi. L'importante è che tu sia qui. Mi sentirò meno solo. Non riesco a convincermi che Helen non c'è più. Non c'è niente da fare. Non ci riesco. Lo so, sembra impossibile. Forse sarà meglio parlare di lavoro. D'accordo. Dovresti decidere per quella proposta di fusione con i francesi. Ma credevo che avessi già risolto tu. Ora sei tu il proprietario dell'azienda. Sei tu che devi decidere.
Posso dirti che ho sentito molto la tua mancanza. Eri preoccupata per la posta che s'ammucchiava sul mio tavolo? Non essere cattivo con me, ti prego. Non lo sono. È che io sono soltanto la tua segretaria, è così? Non è il momento adatto. Devi cercare di dimenticare. Ma sì, certo. A proposito, un ispettore di polizia ti ha cercato durante la tua assenza. È di là. Ha telefonato varie volte, insistendo per vederti. Che cosa vuole? Non lo so. Fallo entrare. Buongiorno. Buongiorno. Sono l'ispettore Gordon di Scotland Yard. Sì, vi aspettavo. Questo è l'ispettore Stevens di Liverpool. Piacere. Accomodatevi. No, grazie. Era per comunicarvi che la polizia di Liverpool considera chiuso il caso. Ignoravo ci fosse stata un'inchiesta. C'è sempre un'inchiesta in caso di incidente. È la legge. Avete fatto un bel viaggio? Sono andato in tutti i posti che avevo visitato con mia moglie. Non penso che questo sia il modo migliore per dimenticare. Signore, se posso esservi utile in qualcosa, sono molto occupato. Oh, me ne rendo perfettamente conto, specialmente ora che la ditta è tutta sulle vostre spalle. Ero certo che sareste tornato oggi. Intuito professionale? Oh, no, niente di trascendentale, signor Alexander. Non era difficile, anche per un modesto ispettore, fare una previsione del genere. Semplicemente perché oggi è il compleanno di vostra moglie. Signor Alexander, tornerete ad abitare in casa vostra? Perché? Avete qualcosa in contrario? No, certo.
Fila. Sei veramente un villano. Non puoi essere che il padrone di casa, vero? Asciugati in fretta e sparisci. Ora mi spiegherai perché hai tanta fretta di buttarmi fuori dalla tua casa. Ah, ho capito, il solito marito borghese. Paura? Eppure non sembreresti il tipo. Anzi, direi il contrario. Sei brutale, hai del temperamento, hai un'energia. Con te hai portato anche la luce. Spegnila, si stava meglio prima. Che cosa ci fai qui? Elementare, caro Watson. Elementare. Il mio nome è Cristina. 18 anni. Senza fissa dimora. In giro per il quartiere vista grande villa abbandonata. Urgentemente bisognosa bagno profumato. Ho scavalcato l'inferiata ed eccomi qui. Obbediente e nuda, come Dio mi ha fatto. Questa è la verità. Nient'altro che la verità. Lo giuro. Ah, merda, e pensare che ho cercato il whisky dappertutto e ce l'avevo sotto il naso. Ah, comunque chi beve solo... Prego. Bevi ma in fretta. Villano ma premuroso. Sei un uomo da evitare, tu. Perché non mi lasci dormire qui con te? Sarò buona, sai. Non russo nemmeno. E domattina me la filo. Ho tanta paura del temporale. Dormire qui? Ma sei pazza? Mi sono fatta male. Non potrò più camminare adesso. Tutta colpa tua. Posso solo accompagnarti da qualche parte. Tu muoviti. Se vuoi le tue chiavi. Ciao.
fai vedere il mio film stasera? Mm? Dai, perché non ci fai vedere quello del lottatore? Guarda questa roba, è una schifezza. E poi neanche ne sale parrocchiale. Ma non lo sapete com'è fatto Peter? Gli piace darci lo shock finale. Ancora un po' di pazienza, vedrete che ne vale la pena. Niente di nuovo. Vediamo un po'. Che si dà? Di vedere qualcosa di divertente. Non ti diverti, noi no. Ah, ma c'è Christine! Adesso credevo bravo Peter. Ah, Christine, non sapevo che fossi passata all'altra sponda, Ci piace darci lo shock, Però che bell'anello. Ma quell'altra il cappello non se lo leva mai. Mi sa che l'acchia sarà. Mi piacerebbe sapere chi c'è. Vorrei vederle in braccia. È misterioso. Si spoglia? C'è un confronto, no? Che bei polmoni. Sei molto fotografico. Veramente interessante. Sai che ti dico, quella faccia la conosco. Vedi che siamo al culmine. Oh, sì. Allora? Guarda che Dai, mettili un po' più a destra che non vedo. Quando è stato girato il film? Attento, mi fai male. Era venerdì scorso, mi pare. Ma dimmi che succede, perché te la prendi tanto? Dov'è Peter? È un tipo un po' strano, è meglio che gli parli io. Voglio avere quel film. Sono piuttosto cari questi passatempi. sai. Allora ci vado io. No, è meglio che resti qui. Torno subito. Aspetta. Dov'è l'operatore? Se proprio ci tieni a pescarlo, vai all'Art Studio al porto e domanda di Peter.
Un giorno o l'altro Christine ci procurerà qualche guaio, trascinandosi dietro il primo stronzo che incontra. Tu poi, quella boccuccia d'oro, non la tieni mai chiusa. Cosa vuoi? Cosa cerchi? Vuoi rispondere? Molla quella pelliccia.
Mi piace più così, villano ma vivo. Per un attimo ho avuto paura. Dove t'eri cacciata? E dove vuoi che fossi? Alla villa, in cerca di Peter. In queste cose ci vuole pazienza. Ho fatto appena in tempo a strapparti dalle loro mani, convincendoli che non eri un piedipiatti, ma solo un vizioso che vuole procurarsi delle sensazioni. Dov'è il film? Peter mi ha promesso che me lo porterà lui stesso. Non mi dirai che hai una casa adesso? Ho trovato una stanza al Park Hotel, al porto. E se ci tieni a saperlo, la mia finestra dà proprio sul cortile dello studio. Tu sai chi era quella donna? No, non me lo chiedere. Devi rispondere. Tutto quello che so è che la chiamavano contessa. Dimmi la verità. Ho chiesto a Peter di procurarmi quel film, ma non chiedermi nulla che riguardi quella donna. È pericoloso. A quanto pare ingrani subito e parti in terza. Io invece devo scaldare il motore prima. Se guarderai negli occhi miei, se leggerai dentro di me, allora certo capirai tutto il male che hai fatto a me. Dirmi una bugia, non voglio creder più, il gioco è ormai finito. Lo vedi, hai vinto tu.
Cerco una certa Cristina, è qui? Secondo piano, numero 5. Non potete salire, c'è già un altro uomo con lei. Sarà più divertente. Attenta a non annegare nel bidet. Io ho pensato che... Christine mi ha detto che volevate comprare questo film. Avete buon gusto voi. Non è roba che capiti tutti i giorni. Certo è roba cara. Maledettamente cara. Volete contare? Per carità, tra gentiluomini. Dove avete pescato quella donna velata? Non è nostra abitudine rivelare l'identità delle nostre modelle. Veramente non lo so. È stato un amico che me l'ha portata, ma troverò il modo Il di... suo nome? Ditemelo. Perché tanta fretta? Non vi Cosa c'è riguarda, sotto? questi sono affari miei. Sempre a vostra disposizione. State tranquillo, mi farò vivo al più presto. Sai,
Per un attimo ho avuto veramente paura. E di che cosa? Fra gentiluomini. Ora parlerai, se non vuoi che ti sfiguri la faccia. Ti ho già detto quel poco che so. Mi puoi uccidere, ma io non so altro, non so altro, te lo giuro. Tu invece parlerai, brutta figlia di cagna. Dirai tutto. Perché sei venuta quella sera a casa mia? Perché mi hai dato il sonnifero? Come si chiama quella donna che è con te in quel lurido film? Non posso parlare. Quella gente è pericolosa e tu ne sai qualcosa, vero? Dimmi subito come si chiama quella donna. La contessa. Sì, lei. Come diavolo si chiama? Il nome! Peter la mandava a prendere a casa e la faceva sempre accompagnare. Da come lui la trattava si capiva che non era una come noi. Per questo la battezzammo la contessa. Il nome! Voglio il nome! Un giorno, durante la ripresa di una di quelle scene che la contessa interpretava con molto calore, mi morse sul collo quasi con rabbia e mi sussurrò nell'orecchio: chiamami Helen. Mi era sempre sembrata una sonata, ma mai, mai come quel giorno. Non ti disse nient'altro? No, nient'altro. Più tardi nel suo ufficio, Peter mi disse, dato che insistevo per sapere, che era la moglie di un importante industriale che aveva avuto un grave incidente di macchina e che dopo era rimasta come matta. Poi mi ordinò di non parlarne mai con nessuno e mi cacciò dall'ufficio. E il film è stato girato 5 giorni fa, vero? 6 per essere esatti. Ma dimmi, perché ti interessi tanto a quella donna? Diciamo che la mia è una curiosità di industriale. Beh, mi auguro che tu abbia detto la verità. Sono John Alexander, vorrei parlare con Mr. Brown. È urgente. Sì. Sì, capisco, lo chiamerò più tardi. Ma John, che stai dicendo? Ti dico che Helen, non c'è dubbio. Pensavo d'essere pazzo quando ho visto il film. Più tardi mi sono ripetuto le stesse parole più volte. È morta, mi dicevo. È morta. Helen è morta. Ma il film dimostra il contrario. Ma tu hai detto che il volto della donna era velato. Sì, sì, lo era. Ma la cicatrice sul collo, le perle, l'anello, il suo nome, è proprio Helen, credimi. Ma se è realmente Helen, perché non si è fatta viva con noi? Chi ti dice che non abbia tentato? Non avrà potuto. Ma dimmi il perché, in nome di Dio. Perché forse è nelle mani di qualcuno che vuole ricattarci e che glielo impedisce. Sì, è una storia assurda, cui non posso credere, John. Non posso credere, capisci? Guarda il film e ti convincerai che ho ragione. Sono certo che è lei. E va bene. Appena mi sarà possibile. Voglio vederci chiaro anch'io.
C'era John. È assolutamente sconvolto, è convinto che Helen sia ancora viva. Non si è ancora ripreso. Potrebbe fare una sciocchezza. Non mi pare proprio il tipo. Siamo venuti per dirle che abbiamo ricevuto una lettera anonima nella quale si insinua che sua figlia sia stata assassinata. Ma è ridicolo, assurdo. Così dice la lettera. Ma francamente, lei pensa che John Alexander potrebbe aver ucciso sua figlia? Ma no, certo. Come può pensare una cosa simile? In fondo lui è l'unico erede. Sì, ma John non lo sapeva. Non lo sapeva nessuno, neanch'io. È stato un incidente, voi stessi lo avete dichiarato. Vedi un po' se riesci a prendere quel pezzo. Gordon, senti. L'esplosione potrebbe essere stata provocata da un ordigno che poi si è autodistrutto. E questo spiegherebbe perché non ne abbiamo trovato traccia quando sono state effettuate le prime perizie tecniche a Liverpool. Sì. Vorrei farlo esaminare. Mandalo subito al laboratorio. Tieni. D'accordo. Guarda l'anello. Devo dire che ho visto molte cose apprezzabili, ma non l'anello in questione. Sta attento adesso. Torna indietro e blocca l'immagine. Questo è il film di cui mi parlavi? Non capisco. Ci tenevi proprio a farmelo vedere? Eppure io te lo giuro, non posso aver sognato. No, non stai sognando ora. Ma sognavi certo ieri. Non solo ieri, anche la notte prima, in quel locale. Tu parli di una cosa che non esiste. E questo è il punto. Come potevi pensare che Helen prendesse parte a un film tanto ignobile? Non c'è nessun senso. Tu credi che io sia pazzo, ma non lo sono. Sono sicuro di non essermi sbagliato, né di aver sognato. Io so che quanto ho detto è vero, anche se in questo momento non so trovare nessuna spiegazione ragionevole per la sparizione delle prove. Ma non mi rassegno, anche se sono convinto di non essere più in grado di scoprire la verità. Andrò subito alla polizia e chiederò di riaprire ufficialmente l'inchiesta. Questo farò. Sai che significa un'inchiesta? Ti rendi conto di quello che succederebbe? Te ne rendi conto? Sarebbe uno scandalo. Tutti i giornali di Londra se ne impadronirebbero. Ne saremmo travolti. Perderemmo ogni prestigio, ogni credito. Saremmo rovinati. E tutto questo per la tua assurda follia. Mi dispiace, Johnny. E voglio darti una mano. Forse dovremmo andare alla polizia, ma non lo so. Lasciami pensare.
Disturbo? No. Mi è parso di aver incrociato Brown. O sbaglio? Un ispettore di Scotland Yard come voi non sbaglia mai. Leggende, amico mio, leggende. Anche noi abbiamo fatto impiccare degli innocenti come il povero Evans. E poi oggi i delinquenti sono diventati troppo abili e il nostro è diventato un mestiere impossibile. Un whisky? Un bicchiere di latte, se non vi disturba troppo. Lo desiderate o me lo chiedete per farmi uscire dalla stanza? Siete diffidente come un poliziotto, ma se la pensate così ci rinuncio. Che bella casa. Ah, vedo che anche voi avete la passione per le proiezioni. Adoro i film di Topolino. E ne distruggete sempre le copie dopo la proiezione? Non sarebbe meglio se mi dicesse chiaramente cosa vuole da me? Parlerò chiaramente, ma prima voglio dirvi una cosa. Voi non siete obbligato a rispondermi. Non sono qui come poliziotto, ma come amico. Cercherò di vedervi sotto questa luce. Fate un piccolo sforzo. Amavate vostra moglie? Sì. Che magnifici orologi. Una collezione veramente superba. Ma funzionano tutti? Certo. Me ne occupo io stesso. Complimenti. Ora però credo di avervi annoiato anche troppo. Giocate a scacchi? No, è un gioco che detesto. Avrei giurato il contrario. Vedete, sono finiti i tempi di Sherlock Holmes. Il garage è quello là in fondo al giardino? Sì. Siete veramente fortunato. Persino il garage lontano dalla casa. Nessun pericolo di sentire il rumore delle macchine. Anche la Jaguar di vostra moglie stava nel garage. Naturalmente. Già. A proposito, ispettore, mi sono dimenticato di dirvi che l'orologio della Jaguar era l'unico che non sono mai riuscito a regolare. Andava sempre un'ora avanti. Capita. Pronto? Pronto?
La pratica Alexander. Ecco la pratica. Grazie. È tutto. Arrivammo sul luogo alle 6. L'incidente era avvenuto un'ora prima. L'incidente era avvenuto un'ora prima. L'incidente era avvenuto un'ora prima. Dove andate? Non c'è. Un'ora fa è venuto quel Peter a cercarla e sono partiti insieme. Quando torneranno? E chi lo sa? Forse domani, forse mai. Sorpresa? Direi proprio di sì, anche perché i nostri rapporti non erano molto amichevoli. Vuoi bere qualcosa? Quando ti ha telefonato Helen? Cosa intendi dire? Quando le hai parlato l'ultima volta? Prima dell'incidente? Dopo! Ora capisco. Ecco perché sei qui. Anche tu sai. È perché non so niente che sono qui. Da giorni vivo come in un incubo. Allora tanto vale che ti racconti tutto. Helen non è partita sola quella sera. Mi ha telefonato da Croswell. Sembrava felice. Mi ha detto che era riuscita a convincere una sua amica a partire con lei. Lo hai detto a Brown? Per sentirmi dire che sono un'esaltata, una pazza. Non ne ho avuto il coraggio. Poi Brown, non so perché, ma dopo la morte di Helen ha sempre evitato di incontrarmi e io non l'ho più cercato. Poi Helen mi ha chiamata ancora e ha parlato a lungo, ma la sua voce era strana, quasi incomprensibile. Io allora l'ho pregata ancora di dirmi dove avrei potuto vederla, ma lei si è rifiutata. Le ho parlato di te. Le ho detto che malgrado tutto era assurdo che ti facesse vivere nella tua tragica angoscia. Ma è stato tutto inutile. Io parlavo per cercare di convincerla e lei non mi rispondeva. Poi, quando credevo che la comunicazione fosse stata tolta, mi rispondeva per dirmi sempre la stessa cosa, che non voleva più vederti, non voleva più vedere nessuno. Col tempo forse sarebbe venuta a cercarmi. E non t'ha detto altro? No, questo è tutto quanto mi ha detto, te lo giuro. Vuoi bere ora? Certo, io. Chi ti aspettavi di incontrare? E tu che ci fai qui? Perché? Che ora è? Le 2:30. Dio, com'è tardi. Non hai ancora risposto alla mia domanda. Semplice. Non ti ho visto in tutto il giorno. Mi sono ricordata che avevo le chiavi di casa e così eccomi qui. Qualcosa non va, John? No, no. Soprattutto ora che tu sei qui. Sai, volevo vederti e poi mi sono addormentata come una sciocca.
Senti, Alice, dato che sei stata così carina con me, posso farti una domanda? Che cosa voleva Gordon da Brown? Non credevo potesse interessarti. Su, dimmi che cosa hanno detto. Non ho l'abitudine di origliare alle porte. Un tempo non eri così riservata. Bada, tu devi dirmi tutto. Sono stanco di reticenze, di sottintesi, di misteri. Sputa quello che sai. Io ti amo, John. Se ho taciuto era per non farti soffrire ancora. Ti ho visto così strano, così sconvolto. Sì, è vero, Brown ha parlato con me. Mi ha detto che Gordon sospetta che tu abbia ucciso Helen. Che lui ti ha difeso, sì. Ma che d'altra parte tu ti comporti come un pazzo. E poi? Che anche lui comincia a dubitare per il tuo strano atteggiamento. Solo questo? Solo questo. John, ti supplico, dimmi la verità. È mostruoso quello che pensano. Tu non hai ucciso tua moglie, è vero? Cretina. Vuoi fumare? Le sigarette sono nella mia giacca. A proposito, che sciocca, dimenticavo che ha telefonato un tizio dicendo che la contessa lo ha incaricato. Che ne sai tu della contessa? Io? Niente. Comunque quel signore mi ha pregato di dirti che la contessa è andata ad abitare nella vecchia casa di famiglia.
Pronto? Chi? È lì al bar ora, gli dica da parte di Liz, lui capirà che Helen lo aspetta alla cattedrale di Sant'Anna. Stia tranquilla, ho capito. Sì, se c'è glielo dirò senz'altro. Che Helen l'aspetta alla cattedrale di Sant'Anna. Sì, Sant'Anna. Sono qua. Impossibile. Perché non mi hai aspettato in quella casa? E mi è mancato il coraggio. Te lo dirò io il perché. Perché tu non sei Helen. Non sei mia moglie. Helen è morta. È morta in quell'incidente. Lasciami! No! È stata tutta opera tua. Ero una bella giovane donna e ora sono un mostro. Come hai potuto sopravvivere? Anche la mia voce hai distrutto. Sono viva perché un angelo mi ha aiutato e ha fatto morire quella povera ragazza al mio posto. Helen, mia povera Helen. Hai ragione di compatirmi, perché io ormai sono distrutta. Ecco, tieni, uccidimi, perché io non posso più vivere così. Uccidimi. Lo sapevo che eri tu! Brutta squaldrina! Hai rovinato la mia vita! Non lo farei se fossi in voi, signor Alexander. Se non l'aveste fermato, avrebbe ucciso ancora. Che cosa state aspettando? Arrestatelo! Non è vero. Non ho ucciso Helen. Io amavo mia moglie. È pazzesco, assurdo. Badate a quello che fate. Non avete nessuna prova. Ho registrato le vostre telefonate segrete con Liz, che sono la prova schiacciante che avete ucciso vostra figlia cercando di spingere Mr. Alexander a un gesto irreparabile per farlo apparire colpevole. Ma tutto questo è illegale. Illegale ma comodo. Idiota! Ti ho sempre detto che il tuo piano per impadronirti del patrimonio della tua figliastra e diventare l'unico padrone della ditta non avrebbe funzionato e che avresti finito per travolgere anche me nella tua tragica avventura. Maledetto, maledetto! Brutta cretina. Non avrei dovuto fidarmi di te. Oh. No! Lasciatemi! Lasciatemi! No! Sospettai sempre di Brown, ma dopo l'arresto di Peter e Christine, che confessarono di aver manipolato il film, e quando voi mi rivelaste che l'orologio della Jaguar andava un'ora avanti, il dubbio divenne certezza, in quanto l'esplosione non era allora avvenuta alle 6, come indicava il cruscotto, ma alle 5, come aveva sempre sostenuto Brown.
Ora solo l'assassino poteva essere certo dell'ora esatta, e cioè Brown. In fondo, Brown vi ha reso un servizio. Se no, l'avreste uccisa voi. Esco dalla tua vita così come vuoi tu. Finita è la partita, non giocherò mai più. Esco dalla tua vita così